Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sibille interattive e gratuite del Marietta delle 11:20. Vi ricordo che questa sera con il The Guard saremo sempre sulla piattaforma StreamYard per poter dare questo servizio gratuito. Eventualmente, se avete bisogno anche di approfondimenti, siamo sempre disponibili del Guard Marietta Veneziano per consulti privati a pagamento 20 euro 45 minuti. In più vi ricordo anche che abbiamo due social, due gruppi social su Facebook, i casti sacerdotali e abbiamo Radionica Radiestesia, Teologia e Dermitismo, vi potete iscrivere, è gratuito. Vi ricordo anche che abbiamo un sito dove divulghiamo sempre gratuitamente degli ebook prima fatti da me e poi in seguito con il De Garda. Questo sito è il sito del capitano, abbiamo fatto 20 ebook e praticamente questi 20 ebook ne hanno già con circuiti radionici, quadranti radiestesici. Ci sono anche altri ebook, una sezione di Kabbalah. Vi ricordo anche che ne hanno già scaricati più di 175.000, quindi ci sono circuiti radionici, quadranti radiestesici. Mi raccomando, andate a visitarli, ci sono tante robe gratuite. E in più offriamo anche una sezione shop dove si può acquistare questo ciondolo, questo muletto da prezzo 150 euro più 10 euro di spedizione. Vi ricordo in più che è programmabile, ogni programma più o meno costa sui 20 euro. Quindi è un ciondolo molto potente, creato e ideato da il legale Marietta Veneziano. Ed eventualmente se volete degli approfondimenti, cioè nel senso riti o operazioni più importanti, possiamo fare dei riti propiziatori per il lavoro, per il benessere, per i sentimenti, insomma per tutte quelle sfere, o perché ditte soprattutto, ci sono persone che hanno ditte, devono proteggere in questo momento perché come dice sempre Marietto, la stalla la bisogna difendere quando le vacche non sono ancora uscite. Ok, cari amici, penso di aver detto tutto. Vi ricordo sempre, per chi non è in diretta e vedrà, sempre alle 11:20 il Marietto Veneziano. E poi in futuro saranno solo alcune volte della, come si dice, della settimana in cui sarò presente alle 11:20. Bene. Detto questo, vi ricordo anche per gli amici di Face, se c'è qualche amico di Face, visto che trasmetto anche su Face, vi ricordo che se vuole che la sua domanda sia ricevibile, deve iscriversi alla piattaforma StreamYard. Bene, penso di aver detto tutto, vedo già tanti amici in linea, Cassiopea, Mirko, Sara, Pupa. Ah, poi un'altra cosa importante, se volete che vi rispondiamo, le domande devono essere fatte bene, con più dettagli e devono esserci le date di nascita, il nome e la data di nascita. Se no, se uno non mette il nome e la data di nascita si passa oltre. E vi ricordo che stiamo trasmettendo in diretta da tre settori, due canali YouTube e una zona Facebook. Bene, vediamo un po'. Mm. Qui vedo la nostra Cassiopea che saluta, che fa sempre piacere ricevere i saluti. Poi vedo anche Mirko che saluta, e grazie, ringraziamo. Mm. Bene, vediamo un po' di rispondere e iniziamo con la prima domandina di Sara. Cosa dice Sara? Sara praticamente vuole sapere se dovrò aspettare ancora tanto prima di riuscire a trovare un lavoro. Sono completamente ferma e lei è del 79, non dal 79 ferma. Lei è del 1979, 24 gennaio-febbraio del 79. La domanda fatta bene, che spiega la situazione. Vediamo, sì, a breve, no, ci metto ancora un po' di tempo. Vi ricordo, questa sera 21:15 nella piattaforma il The Guardian Marietta Veneziano. Vediamo se Sara avrà ancora. E poi vi ricordo ancora di non fare sempre le stesse domande. Le persone che faranno sempre le stesse domande vengono saltate perché ne può fare una uguale, magari una ogni 3-4 mesi, ma se no. Allora, Sara, vedo che ci sarà un po' di problemi ancora, però alla fine sembra che la situazione evolva nella direzione sperata. Vediamo un po' con le sibille.
cosa ci dicono le nostre sibille per la nostra Sara. Vedo che sei pensierosa, nascono sempre pensieri, nascono sempre situazioni difficili, è vero Sara, in questo momento qua vedi i pensieri, sembra quasi che ti roggi dentro per questa situazione difficile, per questa situazione insomma sta attraversando tutto il paese Italia, quindi non sei sola, però effettivamente vivi in un momento di apprensione. Andiamo avanti, facciamo una stesa completa e vediamo se ci sarà qualche buona nuova per la nostra amicizia Sara del 1979. Allora Sara, vediamo un po' com'è. Mm. Nel passato vedo che c'era qualcosa di buono, c'era sempre, c'è stato anche, forse anche un buon contratto o un contratto che poi alla fine è andato a finire male, però vedo che la casa ti dava sicurezza, eh, forse chi gestiva la situazione non era proprio il top dell'economia, perché l'artista è sempre una persona che cade sempre in piedi, però ha dei problemi a gestire l'economia. E poi sembra che per causa di una donna giovane è successo qualcosa, vedi? Qui poi la storia si è un po' è andata in cantina perché c'è l'ammalato, e l'ammalato fa capire che eh, per colpa anche della gestione di quella persona dove lavoravi o di quel team di persone, la situazione sembrava buona, ma poi dopo la situazione è andata in cantina. Sara, quindi è passato un periodo dalle stelle in giù. Adesso questa è la linea presente. Vedo che riceverai delle notizie e sembrano anche positive perché sei una persona che sa lavorare, è attiva, si fa distinguere e perché vedono che tu hai delle qualità importanti, sia delle conoscenze che anche a livello materiale sai gestire bene la cosa. E quindi nella linea presente sembra che si stia muovendo qualcosa nella giusta direzione. Poi vedo che molto probabilmente nel futuro prossimo potrebbe uscire qualcosa che hai già fatto, perché sei una persona che riesce sempre a cavarsela, riesce sempre a essere forte e vincente. Quindi vedo che la situazione potrebbe migliorare, però stai attenta, perché c'è il ladro, eh. Sembra che qualcuno voglia aiutarti, qualcuno del passato, un lavoro del passato, voglia aiutarti, però c'è il ladro, sembra che venga di nascosto a cercarti di rubarti la tua possibilità di avere un lavoro. Infatti io vedo che poi tu guardi questo lavoro che molto probabilmente è un lavoro che potrebbe arrivare dal passato, però vedi, vedo che ti dicono falsità e c'è il nemico. Quindi ci sono dei freni in questo viaggio verso un lavoro nuovo. Sembra quasi adesso che si stia muovendo qualcosa, però ci sono tre carte, una più impegnativa dell'altra, vedi? Il ladro, la falsità, il nemico. Tu sei forte, ti contattiamo probabilmente nei prossimi tempi una persona con cui tu hai lavorato in passato, però vedo che purtroppo ci sono degli ostacoli importanti. Ma l'importante è l'esito. Vedi che abbiamo il domestico, la matrice, e qui vedo che ti darai molto da fare, forse anche con tu stai pensando a un lavoro che hai fatto nel passato, tu stai pensando a un lavoro che hai fatto nel passato, che ti trovi bene, vedo che c'è qualcuno, più di una persona che ti vogliono aiutare nel futuro, e vi ricordo che le sibille vanno massimo un anno, diciamo che nei prossimi 6-9 mesi tu amerai fare un lavoro e cioè, o tu pensi di sviluppare, di in un certo senso anelare quel lavoro, c'è una grande possibilità, però attenzione che ci sarà del nervosismo. Quindi la domanda è se arriverà un lavoro. Io vedo nel presente che si sta muovendo qualcosa, però poi vedo è un lavoro che hai già fatto e ti trovavi bene, perché sei una donna vincente. Però vedo delle difficoltà, no?
ti diranno cose che non sono vere, quindi non mi posso sbilanciare e dirti che il lavoro arriverà sicuramente, anche perché vedo che qui, o forse con l'aiuto di un amico, ma lo aspetti ancora, hai quei ricordi di quel lavoro lì. Quindi non è, secondo me, che arriveranno delle promesse, ma molto probabilmente saranno delle promesse un sacco vuoto, insomma. Dovrai aspettare ancora un pochettino. Devi andare nel sito del capitano e scaricare gratuitamente Sara circuiti per rinforzare il tuo campo energetico. Perché devi rinforzare un po' il tuo campo energetico per questa situazione. Bene, vediamo un po' un'amicizia che si chiama Beatrice. Mm. Allora, io presumo che questa signora qui, Beatrice, questa signora qui è del 85 e l'Umberto del 79. Allora, Beatrice, però, devi, secondo me, metterci qualcosina in più, devi dire se siete separati, sposati, per esempio il fatto che poi dopo nella stesa cosa succede? Magari esce la figura di una donna con i bambini, cioè la donna sposata, e non si capisce bene se entra in gioco o tu sei con dei bambini o lui è sposato, insomma dovete in un certo senso infiocchettare meglio la domanda in modo che ci sia una risposta più attendibile, perché se no succede che le sibille dicono una cosa e io la interpreto in un altro modo perché non ho abbastanza informazioni. Però, ecco, la Beatrice dice state uscendo assieme. Bene, ecco, perfetto. Quindi la Beatrice giustamente dà degli spunti, giusto perché dovete sfruttare questa possibilità di avere la risposta gratuita. Dovete mettere a fuoco, ecco, ecco, come una figlia, infatti, perché se poi mi esce una giovane donna, io non so se è un'altra concorrente o è una figlia. Bene, vediamo un po'. Mm. E poi abbiamo niente po' di meno che la nostra Super Hilde, che saluta tutti. Ciao Hilde, grazie di essere stata a salutarci, fa sempre piacere avere con noi la Hilde, grandissima esoterista e anche sibillologa. Bene, torniamo un po' alla Beatrice che vuole sapere se questa storia alla fine nascerà qualcosa di importante. Mm? Beatrice, sembra proprio che stiamo andando nella direzione giusta. Guardiamo un po' con le sibille, cosa dicono per la nostra Beatrice dell'85 e Umberto 79. Mm. Sono tutti e due single, lui è divorziato con una figlia. Va bene, vediamo un po' cosa dicono. Eh, Più che divorziato, direi che per lui è stato quasi come si suol dire, un funerale, no? Vedi, lui in questo momento si sente solo, si sente una persona che ha vissuto veramente una situazione difficile, forse cerca un'amica in questo momento, cerca qualcuno con cui condividere. In questo momento il taglio, che non è chiaramente Vangelo, però ci dà già una indicazione, una bussola, no? Ci sta dicendo che eh, la situazione è in stand-by, cioè lui si sente solo, no? Si sente in un momento che ha bisogno di un'amicizia e l'amicizia potrebbe, se sono fiori, se sono rose, fioriranno. Vediamo un po' allora come evolverà questa situazione. Beh, eh, allora Beatrice, la situazione è in salita, perché vedo che sembra che tu stai pensando ancora a qualcuno che ha un tuo flirt, un tuo vecchio amore in questo momento.
Lui sì, lo vedo, c'è anche forse una persona giovane che gira intorno a te. Tu stai pensando, perché c'è non solo a lui, eh. Io vedo che tu hai nel cuore qualcun altro, almeno nel passato era così. Poi vedo un cambiamento e vedo che c'è molto in mente qualcosa di importante, vedi? La stanza, questo è il passato. Quindi teoricamente nel passato sembra che ci siano le basi, no? Elastiche, mettiamolo così, per avere sicuramente del successo, perché sembra che a livello sentimentale lui, questo Umberto, sia lanciato. Però questo è passato. Tu mettiamoci in chiaro che hai nel cuore ancora una vecchia fiamma, o potrebbe essere lui, ma visto che è una donna, mettiamoci, non conoscendo nulla di te, Beatrice, la potrei interpretare in questo modo. Questo è il passato. Nel presente vedo che lui ti pensa in modo stellare. Vedo che c'è qualcosa di importante che lui pensa verso di te. Però c'è gente che dice tutto e il contrario di tutto di voi. C'è nervosismo, c'è gelosia. Quindi nella linea presente questo amore sembra un pochettino andato in cantina. Potrebbe succedere delle situazioni difficili, ma perché questo? No? Perché vedo che nella linea del futuro poi la moglie molto probabilmente si farà risentire e tu piangerai, c'è una donna che piange. E vedo, vedi disgrazia, tu che piangi, c'è questa moglie che si fa risentire e potrebbe nascere il gelo fra voi due. Quindi forse nel passato, o nel passato recente chiaramente, le Sibille non vanno più in là di tanto, ci potrebbe essere stata qualche bella scintilla, no, di sentimento. Lui chiaramente vede in te qualcuno di veramente importante per lui, no? Però vedo nervosismo, gelosia, forse anche lontananza, perché potrebbe essere anche che alcuni momenti siete lontano e quindi è un mix, una miscela che non va verso un sentimento forte. Infatti poi c'è disgrazia, tu che piangi, molto probabilmente perché entra in scena un ritorno della moglie, molto probabilmente, o di una donna sposata, eh. Potrebbe essere anche un'altra donna sposata. E infatti fra voi due nasce il gelo. Quindi nei prossimi mesi diciamo che la situazione sarà in salita, però vedo che qualcuno, vedete, vedi Beatrice, cerca di rammentare perché c'è amore e il dottore che cerca sempre di, in un certo senso, rimettere un po' a posto le cose. Quindi il futuro prossimo non è sicuramente una passeggiata leggera, è impegnativa, ti troverai di fronte a situazioni impegnative a livello sentimentale. Però quello che importa è l'esito finale, che ci dà un, un, un quadro della riuscita. Vedo fedeltà, lui che lavora per conquistarti. Quindi l'esito finale è estremamente positivo perché si vede che sia il dottore che l'amore, no, dopo la botta della moglie che molto probabilmente dall'ex moglie darà, vedo, e tu piangerai molto, vedo che c'è lui che lavorerà molto per conquistarti. Poi la consolazione è la seconda carta più fortunata del mazzo. E quindi vedo che c'è costanza nella fedeltà e lui sicuramente sarà molto ben disposto nei tuoi confronti. Certo, vedi, il vedovo ritorna, certo che in alcuni momenti avrà degli abbattimenti di solitudine, sembrerà di essere solo. Comunque, la domanda era se la Beatrice avrà un amore con questo Umberto. Beh, ci saranno più ombre che fiori all'inizio, diciamo, però al finale sembra che la cosa diventi importantissima, diventi una cosa, la fedeltà è una sibilla importante da prendere in considerazione e anche la consolazione. Si vede che lui, scusa, la fedeltà in considerazione, la consolazione, la consolante sorpresa invece è che lui lavorerà molto per conquistarti, infatti l'amante vuole la sua Ginevra. Quindi Beatrice, io penso che nei prossimi mesi sarà un po' duretta, ma tu sei una donna sicuramente forte, che hai pazienza, che aspetti il tuo amato, lo rispetti e vedo che poi alla fine, dopo l'attacco della ex moglie, molto probabilmente, o magari di un'altra donna sposata, questo non lo so, vedo che alla fine riuscirà a nascere una scintilla. Bene, andiamo ai prossimi.
Vedo un'amicizia di... insomma, la Maria Antonietta bisogna rispondergli perché è pepata. Continua a fare la stessa domanda. Maria Antonietta, fai una volta questa domanda perché hai fatto bene la... riuscire a cambiare casa, hai fatto bene la domanda, hai fatto 3 volte, però dopo non farla più. E Beatrice ringrazia, questo fa sempre bene, quando si riceve una bella risposta, una bella domanda, ringraziare fa sempre bene a tutti. Bene, vediamo un po' la nostra Manuela del 69. Insomma, questa signora, la nostra amicizia di Facebook, che si è iscritta a StreamYard, giustamente, chiede se riuscirà a cambiare casa. Mm? Vediamo un po'. Allora, Maria Antonietta. Ah no, Manuela Antonietta. Ah, sembra che con fatica qualcosa di buono, eh, qualcosa di buono succeda. Quindi siamo nella direzione di un sì. Vediamo un po'. Se questa signora Manuela Antonietta, io continuo a dire Maria, del 69 riuscirà a cambiare casa. Beh, allora, il taglio non è un taglio brillante, vedo che c'è entusiasmo, vedo che c'è voglia di andare via in qualsiasi modo, però ci sono delle resistenze, c'è qualcuno che effettivamente frena, sembra che tu voglia in tutti i modi evadere quasi, no? C'è grandissima volontà, slancio, generosità di quasi scappare, però c'è qualcuno di nascosto che sembra che tiri il freno a mano. Sembra che praticamente voglia annullare tutti i tuoi sforzi di trovare una casa nuova. Vediamo la stesa. Insomma, non sarà facile, come ha detto il pendolino. Allora, beh, vedo nel passato che o hai parlato con delle persone che magari ti hanno promesso qualcosa perché c'è amore, c'è un'amica, e poi però purtroppo questi slanci di generosità per cambiare casa si sono raffreddati, molto probabilmente per questioni legali o non so, questioni magari la casa non andava bene per vari motivi, c'era sempre un impiccio, infatti c'è il dottore che cerca sempre di mettere a posto le cose. Però tu vedi la fedeltà, no? È una persona che non si ferma, cerca sempre di, come si suol dire, andare verso l'obiettivo. Forse non sei neanche da sola, ma c'è qualcuno che o tu vuoi metterci tantissimo entusiasmo per andare via, vedi? La consonante sorpresa. E tu forse vorresti andare in un posto dove hai già abitato molto probabilmente, o qualcosa che tu hai nel cuore da tanto tempo. Forse ci sarà anche qualcuno, molto probabilmente un ragazzo giovane che cercherà di aiutarti. Nella linea presente la situazione sembra quasi che ci sia uno sblocco importante, però attenta, attenta, perché vedi, devi prendere delle decisioni, la gran consolazione è la terza carta più fortunata, però sta tutto nelle tue mani, però dopo vedo che ci saranno le persone che cercheranno di deviare la tua volontà di trovare questa casa, vedo la disgrazia, vedi? Quindi sembra che adesso ci sia del movimento, ci sia questa possibilità, questa porta aperta verso una nuova abitazione, però vedo che le tue scelte saranno condizionate a persone che freneranno. E infatti, vedi, non so se farai un viaggio o ci sarà un cambiamento radicale che viene da lontano, quindi arriveranno consigli sbagliati da lontano, poi ti vedo piangere. Quindi diciamo che attualmente sembra quasi che la situazione potrebbe risolversi, ma poi una fila di problematiche che ancora non conosci, no? Ti impediranno di
attivati e non ci sarà questo viaggio da lontano, questo cambiamento da lontano che speravi, e quindi vedi, ti vedo ancora piangere nei prossimi mesi. Ci sarà proprio un dispiacere che non riesce a ingranare. E infatti il pendolino ha visto che c'era molto da fare. E però vediamo l'esito, perché è l'esito che è importante. Vedi la stanza, la gelosia, vedo. Allora, la situazione com'è? Sembra che l'affare si faccia per la casa, però costerà forse troppo e vedi, non vedo una soluzione. Forse sarà viziato questo contratto, devi stare attento perché potrebbe essere un contratto di una casa, non so se è in affitto o la vuoi comprare, però vedo che ci sono dei freni importanti. E poi entra in scena una donna maritata, non so se sei tu che hai dei figli, però c'è questa donna maritata che cerca qualcosa sicuramente di positivo. Quindi, cosa ti può dire il Marietto? Il Marietto in questo momento ti dice che sembra quasi che le cose si risolvino, però una fila di problematiche che fondamentalmente non si conoscono ancora, quando starai per fare l'azione di entrare in una casa nuova, ci saranno delle problematiche che non si conoscono ancora, dette da persone che magari, se vuoi comprare una casa, cercheranno di far sembrare oro quello che non è. Magari ci sono dentro delle problematiche che non è a posto a livello legale o non è stata, come si dice, messa in regola la casa, e quindi ci saranno dei problematiche che vengono da lontano, quindi anche che non si conoscono, perché vedi, qui abbiamo il viaggio e la leggerezza, che sono sempre messaggi di cambiamenti che vengono da lontano, e più rima la disgrazia, e poi abbiamo gente che dice tutto contro di tutto, quindi tu piangi. Quindi quella scelta che avresti dovuto fare e che magari nei prossimi tempi ti proporranno è viziata da delle problematiche che non si conoscono ancora. La stanza è che ti proporranno sicuramente un affare, però vedi, stai attenta a leggere il contratto, perché è un contratto che se la compri avrai delle problematiche, se invece vai in affitto ci sarà sotto qualcosa che ti farà perdere del denaro e tu sarai molto delusa. E c'è questa donna che, grande punto di domanda, io non so se hai figli, nipoti, non so, l'età del 69 è aperta a tutto, quindi io penso che nei prossimi tempi sarà difficile che tu trovi qualcosa adeguato alle tue esigenze. Sarà una situazione non facile, però alla fine sicuramente, come ha detto il pendolino, con gran fatica si potrebbe risolvere. Quindi attentissima, è attentissima e chiaramente grazie, bravissimo. Sì, stai attenta perché quello che ti proporranno sarà viziato da qualche problema, che poi lo scoprirai, perché è un problema che viene da lontano, magari non hanno messo in regola alcune cose, oppure ci sono delle problematiche che poi vorrebbero far pagare a te. Bene, cari amici, abbiamo raggiunto il nostro tempo. Vi ringrazio di essere stati qui. Vi ricordo questa sera alle 21:15 a tutte le persone che non ho risposto. Vi ricordo che se avete già ricevuto una domanda, una risposta, no? Dovete lasciare spazio appunto a quelli nuovi, dobbiamo dare a tutti la possibilità di avere una risposta, e poi mi raccomando nome, data di nascita e la domanda ricca di contenuti. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito, vi aspetto questa sera alle 21:15 con Ildegarda e Maria